Pompei prima dell'eruzione esisteva da 600 anni. Immaginate una città del 1400. Quindi quando voi sentite che Pompei ha dei crolli, ma Pompei sta facendo il suo mestiere, ma cosa si pretende? No, sta a noi impedire che questo accade. La notizia non è il crollo, è il non crollo. Oggi molti di noi avrebbero voluto continuare ad ascoltarla, però potranno leggere il libro e quindi potranno avere modo di capire anche come si conclude questo viaggio che oggi ci ha soltanto così fatto immaginare. Quindi darei la parola alla Presidente per consegnare il premio che, avete capito, è attribuito ad Alberto Angela. È stata una decisione che noi abbiamo voluto proprio rafforzare questo grande legame tra la nostra terra e comunque anche Roma per quanto riguarda il patrimonio. Ad Alberto. Oggi noi siamo qui al Palazzo Ducale a dire grazie a tutte le persone che ci hanno seguito in questa stupenda e meravigliosa esperienza, che io auspico possa diventare un appuntamento importantissimo per la Regione Veneto, per la Regione Friuli Venezia Giulia, che innanzitutto vogliono valorizzare il proprio patrimonio culturale attraverso, come abbiamo detto, tutta una serie di eventi e di manifestazioni, ma anche poterli collegare a ciò che queste ville producono al loro interno, l'eccellenza di tantissimi prodotti enogastronomici. In effetti sono state fatte delle serate anche valorizzando questa grande peculiarità che nasce con la Villa Veneta e mai si è spenta, per cui credo che questo sia un messaggio meraviglioso che noi portiamo oggi all'interno del nostro cuore con questa esperienza ulteriore qui al Palazzo Ducale, che ha visto la presenza di Alberto Angela proprio come un testimonial di quella che può essere una grande opportunità, e lo deve essere per l'Italia tutto, che è la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale. Le ville venete fanno parte in realtà di un grande mosaico della cultura e del passato che caratterizza tutta l'Italia e che certamente è ora di valorizzare, proteggere soprattutto, e fare in modo che attraverso anche queste manifestazioni, ma anche con il restauro e la fruizione di luoghi che sono stati creati, sono nati sotto il senso del bello, possano poi passare alle generazioni per rappresentare il futuro alle prossime generazioni, ma anche il presente al mondo, quello che siamo noi oggi. Direi che l'Italia ha il dovere di portare avanti proprio questo messaggio. Noi certamente abbiamo la ricerca, abbiamo industrie, ma abbiamo qualcosa che nessun altro ha, cioè un patrimonio inestimabile, sempre amato da tutti, anche dagli stranieri, e quindi il nostro dovere portare avanti questo patrimonio anche per le generazioni future.